In centro anche oggi in compagnia di questa splendida fanciulla che si chiama Aurelia. Aurelia, molto bene Aurelia. Aurelia da che parte? Gallipoli. Gallipoli, molto bene. Allora signora Aurelia, sapel mia fa du. Sapel mia fa du laura ende una volta. È vero o no? Che significa? Lei sa tradurlo? Perché... Certo, lo posso tradurre anche in gallipolino. Dai, sentiamolo in gallipolino, via. Non si può ne fare due cose dove paro. Tu te paro? Sì, te paro. Arriviamo, cogliamo la cosa, che significato? Non si possono fare due cose contemporaneamente, anche se io ci riesco benissimo. Lo stavo per dire. Anche 10, quindi. Quali sono le cose che contemporaneamente le riescono meglio? Parlare al telefono, chattare, usare WhatsApp, Messenger e la telefonata tutte insieme. Però lei che professione svolge? Sono un insegnante delle scuole primarie. La scuola primaria, lì invece soltanto quello. No, lì si sta calmi e tranquilli e basta. E invece noi non stiamo calmi e tranquilli perché tra poco iniziamo. Restate con noi, grazie. Centro anch'io, centro anch'io. Gentili telespettatrici e cari telespettatori, di nuovo qui a raccontarvi un'opera d'arte in questa puntata di Centro Anch'io. Da Piazzale Arnaldo vi raccontiamo La lavandaia di Giacomo Cerutti. Parliamo oggi di una delle tele più rappresentative dello stile di Giacomo Ceruti, soprannominato dalla critica novecentesca il Pitocchetto, pittore divenuto famoso per la scelta di soggetti umili e popolari. Protagonisti di una parte importante della sua opera sono infatti gli emarginati, i vagabondi, coloro che si collocano ai margini della società. Osserviamo qui una lavandaia china sulla fontana e intenta lavare il bucato. Dietro di lei un garzone porta svogliatamente sulla spalla un bastone con i panni già lavati. L'artista si sofferma a descrivere i dettagli che raccontano la miseria dei personaggi. I vestiti logori e dismessi, gli scarponi sfondati del ragazzo e lo sguardo stanco della donna che si fissa eloquente sullo spettatore. Lo sa anche Arnaldo, qui accanto a noi, sapel mia fa du lavoranda una volta. Che caspita, andiamo a interrogare qualcuno. Questo vuol dire che sa fare una roba per volta. Ecco, e tu che... Fa una cosa per volta. Bene, tu, cioè fammi ad esempio, Elio è tuo? No, è suo. Ah, quindi manco quello, hai fatto, No. ok? Tu che hai fatto per una volta che hai fatto, Francesca? Neanche uno per ora. Sì, ma una cosa che sai bene proprio fare, che dici che... Che so fare bene le lasagne. Ok, e a domani a pranzo a che ora? Non posso fare le lasagne mentre pulisco il bagno. No, perché poi c'è contaminazione. Vabbè. Noi veniamo a pranzo da te, Se volete. Vabbè. sei invitato quindi. È vero, non si possono fare lavori di o ne fai uno o ne fai l'altro, puoi mica fare due cose insieme. Prima bisogna fare una cosa, poi bisogna fare un'altra. Lei quale cosa sa fare bene? Ma adesso sono in pensionato, quindi so fare bene il pensionato. Lei è E il nonno. Lei è sposato? Sì, Quindi per la moglie però lei Roberto dovrebbe fare sempre due cose fatte bene contemporaneamente, vero? Ma io faccio bene il nonno adesso. Bravo, allora un bacio ai nipoti. Sì, grazie. Perché si suda troppo, bisogna farne uno alla volta, caro. Ho capito, ma tu almeno uno alla volta lo fai o manco quello? No, faccio, e come si faccio? Sei una lavoratrice? E di che ti occupi? di tutto, Di tutto? veramente. Soprattutto delle amiche anche. Ah, interessante sta cosa, possiamo considerarsi amici? Ma certo, caro. Senti Elisabetta, tu non dici che non sai tradurre il dialetto. Non lo so tradurre. Perché non si parla in casa? A casa mia non si parla proprio. Dai, ti aiuto, sapel mia fa du lavoranda una volta, non lo capisci proprio. Può fare il lavoro di una volta. No, du lavoranda una volta. Allora non lo so. Vediamola dai. Due lavori in una volta. È preparata lei, Che significa che questo è facile, no? Non si possono fare due lavori in una volta. Allora, si dice che le donne in realtà riescono a compiere più lavori contemporaneamente, è vero o no? Sì, è vero, assolutamente. Quali sono quelli che tu riesci a fare contemporaneamente? Per esempio, nel mio caso, studiare e ascoltare la musica insieme. Perché i professori siano convinti. Oh, Brava. sì, dai, diciamo di sì. Renata, tu sei una di quelle donne che fa tante cose insieme o una alla volta bene? Tante cose, Male. no, bene, però una per volta. Prima ne facevo due insieme, però adesso basta. Sapel mia fa du lavoranda una volta, ovvero?
Questo. Non si possono fare due cose in una volta sola. E qual era una volta le cose che riusciva a fare insieme che tu dici che facevi pure bene? Stirare, cucinare e poi magari bruciavo qualcosa sul fuoco O il collo della camicia? col collo della camicia. Ha imparato a fare una cosa o l'altra. Sì, ho imparato. Brava Renata, il marito tiene un sospiro di sollievo. Sì, sì. Sapel mia fa du lavorandana olto. È vero, no? Non si possono svolgere bene, attentamente e correttamente due lavori contemporaneamente. O si fa bene uno o si fa bene l'altro. E che caspita, un po' di pazienza. Grazie amici, restate qui alla prossima. Ciao!